Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo con le componenti della Commissione Pari Opportunità appunto Tagliolese, con l'assessore Silvia Boscaro, con la presidente Sara Ruzza e con la vicepresidente Silvia Ricchi. Siamo qua perché il 25 novembre in Sala Europa alle ore 21 ci sarà uno spettacolo, una rassegna particolare, riflessioni tra parole e musica. E ci vogliamo appunto far spiegare dalle protagoniste cosa succederà. Buongiorno, Rispettami, riflessioni tra parole e musica. È una serata organizzata appunto il 25 novembre in Sala Europa alle ore 21, organizzata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Durante la serata si alterneranno sul palco i musicisti e gli artisti dell'Associazione Città della Musica, con sede qui a Taglio di Po, e alcune componenti della Commissione Pari Opportunità che leggeranno alcune poesie e alcune letture. Cercheremo di trattare il tema della violenza contro le donne e il ruolo della donna nella nostra società in maniera dedicata. Durante la serata ci sarà anche la presenza della presidente della cooperativa Peter Pan di Rovigo, che presenterà il proprio progetto Un Nuovo Maschile, che è appunto un progetto dedicato agli uomini violenti, uomini che hanno subito violenza o comunque che nel loro passato hanno avuto episodi spiacevoli e che oggi vivono momenti di difficoltà e momenti di rabbia e appunto di violenza, per uomini che hanno necessità di riprendere in mano la propria vita. Come commissione abbiamo pensato di fare una serata un po' diversa dal solito, perché oltre ai momenti di musica, che comunque saranno brani che vanno tutti ad incentrarsi sul tema della donna, la violenza che può subire, comunque le varie fasi della donna nella sua vita, abbiamo pensato appunto di inserire tra un brano e l'altro queste riflessioni che possono essere letture come anche monologhi, perché avremo appunto anche dei monologhi e dei dialoghi che potranno fare divertire ma allo stesso tempo riflettere su appunto il tema che tratteremo quella sera. Come dicevano appunto Sara e Silvia, questa serata appunto è prontata sul problema della violenza della donna, e queste letture riguarderanno appunto, in particolar modo toccheranno anche il comportamento della donna vista nell'ambito familiare, che si dà tutto per scontato quello che fa, deve comportarsi in questa maniera perché è così che deve essere, e quindi saranno anche queste letture un momento di riflessione per far capire la situazione della donna e il rapporto che ha nel contesto sia familiare e del mondo intero. Tutto accompagnato appunto dalla musica che allieterà la serata. Speriamo che questa serata sia presenziata da tante persone, perché il problema tocca ed è un problema molto importante. In questi giorni le notizie che compaiono sulla stampa sul femminicidi ormai ne troviamo da tutte le parti, anzi aumentano invece di diminuire, e quindi dobbiamo far presente e far conoscere questo problema il più possibile. La serata appunto sarà diversa dal solito, perché non vorrà essere una serata che affronta il tema in modo pesante, ma una serata che tramite la musica, tramite il pensiero, a volte con qualche, passiamo il termine, con qualche battuta o con qualche riflessione di più, farà comprendere l'argomento che stiamo trattando senza essere pesante. Ricordo che per partecipare alla serata è necessario esibire il proprio Green Pass ed è consigliata la prenotazione al numero in sovrimpressione. Al termine della serata sarà installata una piccola cassettina dove potrete fare un'offerta libera, chi lo desidera, ovviamente non è obbligatoria, e il ricavato sarà devoluto interamente al progetto Un Nuovo Maschile della cooperativa Peter Pan. Grazie. E al termine della serata ci sarà un omaggio fino ad esaurimento alle donne presenti. Grazie all'assessore Boscaro, grazie a Sara Ruzza e grazie a Silvia Ricchi.